Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme. Ben ritornato Avvocato Moreno Mantovani, Presidente Confedilizia Padova. Grazie di essere qui con noi e di dedicarci del suo tempo. Grazie a te di avermi invitato per l'ennesima volta, grazie. Allora, con l'Avvocato affrontiamo un'altra questione che è molto importante. Questa volta la affrontiamo proprio dal punto di vista dei diretti interessati, ovvero dei proprietari, il fenomeno che è ricrescente dopo il tonfo che ha avuto nel periodo Covid degli affitti delle locazioni brevi. Ci sono varie tipologie di locazioni brevi, adesso l'Avvocato ci spiegherà bene di che cosa si tratta, e del trend del settore immobiliare. Notizie fresche proprio di quest'oggi che vengono dall'Ordine Notarile Nazionale ci danno delle informazioni significative sul mercato degli immobili che rispecchiano secondo me un trend che era prevedibile tutto sommato, perché la domanda che mi sono sempre fatta è questa: possibile? Aumentano i prezzi da tutte le parti possibili e immaginabili, aumentano i tassi di interesse, aumenta tutto in modo spropositato, dati degli industriali, fatturati in crescita, tutto che cresce. I cittadini a questo punto vuol dire che stanno tutti bene, tutti consumano, ma così non mi sembra, perché poi parli vis-à-vis con le persone e non è che sono tutti così felici e contenti. Ci sono persone che volevano comprare casa che non la comprano, quindi stiamo andando bene o non stiamo andando bene? E la casa, che è un settore molto importante, potrebbe essere un po' l'ago della bilancia per dirimere un po' queste perplessità. Come stiamo andando? Come sta andando? Quali sono i dati che vi sono arrivati anche a voi, proprietà edilizia, Confedilizia, dall'ordine notarile? Allora, proprio questa mattina, proprio prima di venire in trasmissione, mi sono arrivati i dati direttamente dalla Confedilizia di Roma, che ci aggiorna con frequenza giornaliera sull'andamento, e mi è stato trasmesso il dato dell'Associazione del Notariato, dove fanno presente come ci sia stato un calo delle vendite immobiliari del 17% nel 2023, oltre ad un crollo dei prezzi. Devo dire, 17% non è poco. È molto, direi, è quasi un quinto del mercato immobiliare, e secondo me, non vorrei essere pessimista, ho paura che le cose continueranno, perché ci sono molti fattori che influiscono. Ma intanto bisogna tenere presente che il mattone per noi italiani è sempre stato un bene rifugio. Gli italiani hanno sempre investito sul bene mattone, tant'è che, a differenza di altri paesi, perché spesso ci citano la Germania, la Francia o il Regno Unito, dove la realtà è diversa, ma loro sono francesi, tedeschi o inglesi, non hanno la mentalità del territorio come abbiamo noi, e per noi è un bene importante. E il legislatore in questo momento, secondo me, non tiene in giusta considerazione il valore che per noi ha il bene casa. Ti faccio un esempio. Parlavo con un amico e mi diceva che anche una mattonella ti ricorda un evento, qualcosa di quando eri piccolo, la mamma che non c'è più. Quindi per noi la casa ha un valore estremamente importante, e quasi tutti gli italiani hanno investito sulla casa. Tieni presente che le cifre parlano del 75-80% di italiani che sono proprietari almeno di un immobile. Oggi si tenta di... Allora, sono state fatte delle cose dal punto di vista legislativo che apparentemente possono sembrare esatte, ma che hanno creato questo crollo del settore immobiliare. Ne abbiamo già parlato in una trasmissione precedente, ma vorrei volentieri tornare sull'argomento. La direttiva europea, che deve essere recepita qui dal nostro Paese, in Italia, prevede che entro il 2050 gli immobili devono essere ad emissione zero, quindi praticamente non ci devono essere emissioni, devono praticamente essere autosufficienti, e ancora prima, entro il 2030, devono essere portate in classe di efficientamento D, scusami, e nel 2033 in classe di efficientamento E. Cosa vuol dire? Che se entro queste date gli immobili non verranno efficientati, non potranno più né essere venduti né locati. Quindi tu capisci il terremoto che c'è nel settore immobiliare, l'abbiamo visto col 110, dove in questo momento non si trovano più imprese che siano disponibili ad efficientare col 110, perché hanno tutte la pancia piena di crediti, perché non riescono a cedere il credito, quindi non c'è manodopera sufficiente, e ci dicono entro il 2030, che è dopodomani, dovrete efficientare l'immobile. Quindi pensa il disagio, perché efficientare un immobile costa almeno
50, stiamo parlando di condominio, perché poi nell'unifamiliare la cosa è ancora più complessa. Ci vogliono almeno 60, 70, 80 mila euro. Non tutte le famiglie sono in grado di poter gestire cifre ma anche di questo perché proprio genere. come dice lei, partendo dall'Europa, in Europa, in Germania ragionano diversamente, dove moltissime persone sono in affitto. Sono tutti in affitto, a parte che hanno anche gran parte. Esatto, e stanno in affitto, tra l'altro, lo so di persone che vivono in questi appartamenti, anche per carità alcuni sono anche molto dignitosi, arredati in modo standard, per cui anche lì il nostro mercato del mobile è così fiorente come quando la casa va, perché è casa tua, l'arredi con un certo non c'è l'amore per la tua casa. Come dicevo, una mattonella conta, perché quel mobile te lo sei preso, scelto, è frutto di un raziocinio, non è una qualcosa. E lei l'immobile spesso, perché oggi, ahimè, sono tutti immobili che le persone hanno avuto in eredità, perché oggi con l'economia in difficoltà è difficile trovare famiglie in grado di poter accedere al mutuo per comprarsi direttamente l'immobile. Quindi sono tutti immobili ereditati e c'è quel valore affettivo, era la casa dei miei genitori, era la casa dei miei nonni, quindi c'è un valore intrinseco che il legislatore non tiene in considerazione. Però ecco, concludo, come dicevi tu, la Germania. In Germania sono tutti i proprietari sono fondi comuni, per cui non hanno problemi ad efficientare, perché poi dopo rientrano con gli affitti. Per noi la questione è molto diversa e stiamo andando verso un impoverimento della classe media. Oppure succede quel che dopo si lamenta, dopo sentiamo i sindaci che fanno le loro dimostranze e le categorie coinvolte, che i proprietari sono costretti per poter rientrare delle spese ad aumentare i canoni di locazione, perché è ovvio che se uno dice devo spendere, faccio l'esempio pro quota, 15.000 euro per mettere a posto a norma un appartamento, non posso prendere in affitto una cifra X, dovrò aumentarla in modo significativo per N anni, e dopo l'inquilino poveretto che deve pagare, o vuole aver casa, se non vuole aver casa, se la compra non può comprarsela, e se no ti deve tirare fuori quella cifra altissima, o gli studenti, ma d'altra parte... No, poi ecco, magari siamo andati forse un po' oltre, poi torneremo agli affitti brevi, ma per chiudere la questione, è un'osservazione interessantissima quella che stai facendo, cioè ovvio che chi si trova costretto ad investire sull'immobile deve anche poi recuperarlo nel tempo. Oggi noi abbiamo due canali di locazione, quelli agevolati, dove ci sono degli accordi che vengono fatti in sede territoriale, per cui i canoni vanno da un minimo ad un massimo, e ci sono delle agevolazioni fiscali, l'agevolazione sull'IMU, c'è la cedolare secca al 10%, oppure c'è il canone libero, dove sono contratti che vanno a 4 anni più 4. Ovvio che se uno investe 100.000 euro su un appartamento, difficilmente sui contratti concordati riuscirà a starci dentro, perché non possono sforare verso l'alto. E quindi ci sarà una difficoltà di recupero e quindi dovranno mettersi sul mercato libero, quindi portando ad un aumento degli affitti. Allora, visto che ci parlano di tensione abitativa, di difficoltà degli studenti a reperire gli immobili, di difficoltà delle famiglie meno abbienti a reperire un immobile, laddove lo Stato non dà alloggi pubblici e quando ci sono li gestisce anche male, diciamoci le cose come stanno. Cioè, vai veramente a creare dei problemi e ai proprietari, ma in questo modo vai a creare dei problemi anche ai conduttori, quindi nel breve periodo la cosa magari non creerà problemi, ma nel giro di qualche anno sicuramente sì, anche in capo ai conduttori. Assolutamente, ma poi in un periodo in cui appunto sono segnalate un calo così importante delle vendite, perché i mutui sono aumentati, quindi anche giovani coppie contrarre un mutuo con un tasso così alto per N anni, con i contratti di lavoro che non sempre... Ma questo è il problema, perché i tassi alti ci sono stati anche nei decenni passati, ma gli stipendi erano proporzionalmente più adeguati. Avevano una capacità di acquisto molto più elevata. Oggi il problema è questo, la classe operaia è quasi scomparsa. La classe media tenta di mantenere il tenore che aveva prima, ma fa sempre più fatica e si appoggia sempre di più per mantenere lo stile di vita che aveva prima ai beni immobili, perché c'era stato questo senso di sicurezza, e vengono sempre più, a nostro avviso, anche come Confedilizia, tartassati in questa
in questo tentativo di gestione dei propri beni. Per tornare al tema della trasmissione, che sono gli affitti. Prima di passare agli affitti brevi, che è interessantissimo, sì, però volevo fare una nota, una precisazione, cioè capire un secondo, ma questi immobili, perché sembra quasi che ci sia un intento, tra virgolette, persecutorio, insomma, nei confronti dei piccoli proprietari, voi li rappresentate, no? Quando stiamo a pensare che in certe realtà, in certe città, un po' il trend è quello dell'invecchiamento della popolazione, con pensioni, poi se pensiamo ai baby boomers che saranno sempre più basse. È il bene rifugio. Esatto. Serve per garantire io mi chiedo, se queste persone non hanno un quid extra alla pensione, che quanto ho capito, se ne parliamo sempre con il sindacato dei pensionati, non aumenta, è sempre ferma lì, sarà in proporzione sempre più bassa. Lo Stato non potrà provvedere, perché abbiamo capito che non potrà provvedere. Queste persone chi le manterrà se non hanno almeno un micro reddito da un immobile ereditato in generazioni passate? Ereditato. E questa è la questione, cioè io se fossi lo Stato cerco di, non dico favorire, però almeno di far sì che questo sistema funzioni in modo che queste generazioni che dovranno in qualche modo provvedere al loro sostentamento domestico con una pensioni basse possano farlo, possano vivere. Se no diventano un peso sociale pazzesco, visto che la sanità anche quella, diciamo che... Esatto, è sempre stato il bene rifugio. Noi abbiamo associati che non sono mai andati in ferie, mettevano da parte i soldi per l'appartamentino che serviva per mandare il nipote all'università e per garantirsi una vecchiaia serena. Cioè, frutto di sacrifici, non è una cosa frutto di sacrifici, perché poi vogliamo far passare i proprietari immobiliari per dei ricconi che sfruttano chi non è in grado di pagare l'affitto. Che dopo ci siano i ricconi, ci sono, per carità. Ma ti dirò, allora, per la mia esperienza, tieni presente che la nostra associazione ha abbastanza il polso della situazione, siamo presenti su tutto il territorio nazionale, abbiamo 140 anni di vita, quindi è un'associazione, insomma, che ha il suo peso. E ti posso garantire che la grande proprietà è pressoché scomparsa in Italia. Sono altre le forme di investimento privilegiate. Come dicevo prima, un 75-80% di italiani sono proprietari della prima o della seconda, o magari l'appartamentino. Io ricordo che negli anni 70 molti compravano l'appartamentino per dire lo affittiamo agli studenti e arrotondiamo lo stipendio, era quella la volontà delle persone, quindi non c'era una volontà di arricchirsi, c'era e c'è la volontà di avere un bene rifugio. Una piccola rendita, insomma. È una piccola ma molto piccola rendita. Perché le tasse sono molto molto alte sulla seconda casa, questo è un altro aspetto che non va trascurato, oltre al fatto che questa rendita viene tassata in quota IRPEF. Sì, allora... se spendo due parole sulla fiscalità, se mi concedi. Sì, allora facciamo così, secondo me è una pubblicità che incombe. Parliamo anche di fiscalità, arriviamo sugli affitti brevi. Prima chiedo alla regia se gentilmente mi metti in onda il messaggio, così lo leggo e andiamo subito in pubblicità, che così dopo abbiamo più tempo e siamo più tranquilli. Ci scrivono: le locazioni brevi sono un respiro per quelle persone che hanno bisogno di arrotondare le entrate, visto i bassi stipendi e il caro vita che viviamo. Ed è sostanzialmente il nostro telespettatore ribadisce quanto stavamo dicendo noi in trasmissione. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi. Non abbiamo parlato di locazioni brevi.